perseverando tutti in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Il 42esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, che si disputa a Gambassi Terme con l'organizzazione del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e con l'organizzazione ed il contributo degli sportivi locali. Da ricordare l'impegno e lo sforzo di Lorenzo Socci, il factotum di questa manifestazione, che insieme a Lorenzo Maltinti allestisce ormai da 42 anni questa importante manifestazione riservata alla categoria Elite d'Under 23, quindi ragazzi dilettanti, la categoria subito precedente al passo nei professionisti. E questa manifestazione vedrà al via 108 atleti dei 150 che si sono iscritti, che si misureranno sul percorso che misura 121 km 500 metri. Prima della partenza un doveroso omaggio e un ricordo sul luogo dove ha perso la vita Oltion Aculli, atleta albanese che perse la vita proprio sulle strade del comune di Gambassi Terme. L'omaggio che viene tributato in questo momento dagli organizzatori e da alcuni atleti della società ciclistica del gruppo sportivo Maltinti insieme al sindaco di Gambassi. Siamo nelle fasi preliminari della partenza, firma del foglio di partenza per gli atleti che prenderanno il via. Sono davvero tante le formazioni che hanno aderito all'appello degli organizzatori, anche quest'anno una partecipazione che supera le 100 unità. Vediamo gli atleti della Danton Caparini Le Village Vibert Italia, società dell'Empolese, poi adesso gli atleti della Bedogni Grassi Natalini. Poi questa corsa, vi dicevo, che si sviluppa su 121 km 500 metri, un percorso breve, non particolarmente lungo, ma che sicuramente metterà a dura prova tutti gli atleti, vuoi per il caldo e vuoi anche per le difficoltà altimetriche di questa manifestazione, che con i 3 passaggi da Gambassi, nell'ultimo del quale ci sarà proprio la conclusione, sicuramente metterà a dura prova tutti gli atleti che dalla Val d'Elsa risaliranno verso la collina di Gambassi Terme. Vi dicevo, l'organizzazione firmata dal gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, una società che è arrivata all'ultimo impegno stagionale dal punto di vista organizzativo, dopo aver organizzato la gara di apertura del campionato del calendario Elite d'Under 23, la Firenze Empoli, poi l'impegno invece nella gara nella città di Empoli, e poi ancora poche settimane fa il Gran Premio Città di Vinci. Ormai momenti imminenti alla partenza. Vediamo anche il direttore di corsa, si tratta di Carlo Brugnami, che sarà coadiuvato dal vice Mario Mecacci. La giuria è composta dal presidente Gianluca Pantaleoni, il componente Luciano Poli, il giudice d'arrivo Nocchi Rolando, il giudice in moto Fabio Tani. Trasferimento per i 108 atleti alla via fino al fondo alla discesa sotto Gambassi Terme, quindi proprio alle porte della città di Castelfiorentino, dove poi avverrà il via ufficiale. Vi dicevo, un percorso impegnativo, saranno 3 le ascese verso Gambassi Terme da 3 diversi versanti. La prima ascesa, che sarà affrontata subito, diciamo dopo circa una ventina di chilometri, sarà quella dalla località di Varna, poi la ascesa verso Gambassi ancora da Cettardo, ed il finale con la salita che porterà gli atleti da Castelfiorentino fino a Gambassi Terme. Il sindaco di Gambassi Terme abbassa in questo momento la bandierina. Partiti ufficialmente per i 121 km e 500 metri i 108 atleti al via. Li vediamo in questo momento nelle immagini che ci mostrano gli atleti dell'Opla, maglificio bellissima sulla testa della corsa, a fare ovviamente l'andatura in questi primi chilometri. Lasciamo sfilare tutto il plotone. Adesso il folto gruppo dei 107 atleti al via passa davanti alle nostre telecamere e va a chiudere in questo momento. Intanto vi ricordo ancora una volta l'organizzazione del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che è stata
coadiuvata ovviamente dalla Proloco e quindi dal presidente Serena Negrini, poi dal contributo del salumificio Tre Torri, l'Albor Cornici, il ristorante Bosco Tondo, dove sarà posto il Gran Premio della Montagna dopo il secondo passaggio dalla città di Gambassi, e poi il panificio Burresi dei fratelli Buccella, la collaborazione e poi anche l'impegno da ricordare ancora una volta del factotum Lorenzo Socci. Con le immagini siamo passati in questo momento al chilometro 14 di gara, un attacco a 4, siamo ancora nel tratto pianeggiante prima della prima ascesa verso Gambassi Terme. Sulla testa della corsa troviamo con il dorsale 97 Matteo Cremoni, poi con il dorsale numero 115 Marco Ceglia, con il 133 è Marco Lamberti e con il 54, lo vediamo adesso, Emiliano Betti. Questi 4 atleti al comando hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del gruppo, ma sono segnalati altri atleti che sono tra la testa della corsa ed il resto del gruppo. Vediamo Enrico Fiaschi transitare verso a 10 secondi e poi questo terzetto con Rino Maestrini, Pietro Bongiorni e Alexandro Gradinaru, che come vediamo sono a circa una 200 metri dalla testa della corsa. Intanto salutiamo anche Sandro Manzi, che insieme ad Adriano Dini cura Radio Informazione in Corsa. Questo è il gruppo che accusa un ritardo di 35 secondi quando sono stati percorsi i primi 15 km di gara. Gruppo allungato in questo momento, scatti e controscatti sulla testa del plotone per cercare di chiudere sui corridori al comando. Infatti avviene il ricongiungimento quando siamo al primo passaggio da Gambassi, quindi è stata affrontata la salita dal versante di Varna. Vediamo sulla testa della corsa, abbiamo visto Marco Liquori, Viner Anacona, Marco Zamparella lì a fare l'andatura, poi le maglie del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Qui proprio Marco Liquori, che ha sostenuto uno stage poche settimane fa nella categoria professionisti. Poi ancora in seconda posizione Marco Zamparella, poi con il dorsale numero 69 è Alessio Camilli, che adesso si volta per controllare la posizione degli avversari. Questo sarà lo strappo dove si concluderà la prova dopo 121 km e 500 metri. Adesso sotto il passaggio sarà esposto il cartello 2 giri al termine, ancora 2 giri di un tracciato che cambierà, perché il prossimo passaggio sarà affrontata la salita dal versante di Cettardo e poi gli atleti continueranno a salire fino al Gran Premio della Montagna di Bosco Tondo, dopodiché all'ultimo passaggio la salita di Gambassi sarà affrontata dal versante di Castel Fiorentino. Ancora lasciamo sfilare il gruppo che si è ridotto, ma sono ancora numerosi gli atleti sulla testa della corsa. Vediamo adesso le maglie della Petroli Firenze, poi ancora gli atleti della Danton Caparini Le Village Vibert Italia. Il gruppo allungatissimo in questo frangente, siamo in uscita dal centro abitato di Gambassi, ancora andatura sostenutissima in questo tratto in salita. Abbiamo visto come ancora una volta protagonisti gli atleti del gruppo sportivo Maltinti, ed è un corridore della società organizzatrice che al chilometro 33 prova ad allungare. Si tratta di Gennaro Maddaluno, un atleta che milita da tantissimi anni in questa formazione, quindi un atleta sicuramente caro al patron Renzo Maltinti. Poi al suo inseguimento vediamo il plotone che accusa un ritardo di 15 secondi. Abbiamo visto la sagoma di Viner Anacona, Marco da Castagnoli nelle prime posizioni, passa anche Cristian Sbaragli. Questi sono alcuni atleti che fanno parte del plotone, che comunque ha subito una notevole selezione. Infatti sono adesso una settantina gli atleti che compongono il gruppo ammiraglie, poi ancora questi atleti con un leggero margine di ritardo, ancora atleti che passano davanti alla nostra telecamera. C'è un corridore appiedato in questo momento, probabilmente un salto di catena per lui, e vi ricordo che queste immagini si riferiscono al 42esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, in programma a Gambassi Terme, riservato alla categoria Elite d'Under 23 con l'organizzazione del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Siamo passati al chilometro 53, Gennaro Maddaluno è stato raggiunto da una coppia e quindi si è formato un terzetto sulla testa della corsa. Vediamo con il dorsale numero 50 Andrea Turini, che sta facendo in questo momento l'andatura. Poi in seconda posizione abbiamo Emiliano Betti per l'Agragnano
Sporting Club Caselli, ed in terza posizione il promotore di questa azione, Gennaro Maddaluno, che invece milita nel gruppo sportivo Maltinti, banca di credito cooperativo di Cambiano, società organizzatrice di questo 42esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa in programma a Gambassi Terme. Questo è il plotone che accusa un ritardo che è superiore al minuto primo, quindi davvero ottima l'azione dei 3 uomini al comando. Vi ricordo i loro nomi: Andrea Turini per il gruppo Malmantile, poi insieme a lui Emiliano Betti per la Gragnano Sporting Club, e con loro il promotore dell'azione che vediamo in questo momento a fare l'andatura, Gennaro Maddaluno, che milita nel gruppo sportivo Maltinti, banca di credito cooperativo di Cambiano. Adesso il loro ritardo, il loro vantaggio, scusate, quando siamo al 63esimo chilometro di gara è sceso a 20 secondi, si inizia a salire verso il secondo passaggio da Gambassi Terme. Abbiamo appena lasciato la città di Certaldo, quindi le prime rampe verso questa seconda ascesa di giornata, secondo passaggio ormai che si sta avvicinando sotto lo striscione di arrivo a Gambassi Terme. Vediamo il gruppo che comincia ad avvicinarsi ai 3 uomini al comando, e ancora sui pedali Gennaro Maddaluno a fare l'andatura. È stato lui il promotore di questa azione, è stato lui uno dei corridori più attivi sulla testa della corsa, e questo è il plotone. Vediamo, ci prova adesso, abbiamo visto provare ad uscire dal gruppo Enrico Fiaschi per il team Opla, poi ancora corridori invece che militano nella Bedogni Grassi Natalini. Adesso a fare l'andatura con il dorsale numero 122, sempre per la Bedogni Grassi Natalini, è Mirko Casali, atleta al primo anno nella categoria, che lo scorso anno vestiva i colori della Berti Mobili. Prova ad allungare il giovane corridore massese, si volta, ha guadagnato qualche metro di vantaggio nei confronti del plotone, che però chiude in questo momento. E quando siamo ormai in vista dal passaggio da Gambassi, siamo ormai entrati nella località sulle colline che fanno da cornice al fiume Elsa, maglie della Bedogni Grassi Natalini ancora a fare l'andatura. Si aggiudica il traguardo volante posto nel centro di Gambassi Terme Massimo Pirrera, poi ancora suoi compagni di squadra dietro. Quindi adesso gli atleti proseguiranno la salita verso Bosco Tondo, dove sarà posto il Gran Premio della Montagna, che anche quest'anno è offerto dal ristorante Bosco Tondo, uno dei partner di questa manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Maltinti e da Lorenzo Socci, che è un po' il factotum di questa organizzazione. Ancora a fare l'andatura gli atleti della Bedogni Grassi Natalini. Guardate, davvero un dispiegamento di forze importante, sono 5 gli atleti al comando di questa formazione. Adesso con il dorsale numero 119 prova ad allungare Antonino Puccio, il più grande dei 2 fratelli Puccio, una coppia di fratelli che proviene dalla Sicilia ma ormai naturalizzata umbra. Passaggio sotto lo striscione di arrivo, inizia l'ultimo giro con l'ascesa che adesso porterà i corridori fino al Gran Premio della Montagna di Bosco Tondo, dopodiché si ritornerà in pianura lungo la strada che porta fino a Castelfiorentino, e dopodiché l'ultima e decisiva ascesa verso il traguardo di Gambassi. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, c'è stata una notevole selezione in questo frangente sulla testa della corsa. Vediamo andatura in doppia fila in questo tratto più agevole della corsa. Vediamo adesso in questo momento Lorenzo Bani del gruppo sportivo Maltinti banca di credito cooperativo di Cambiano, che vuole andare ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna. È in testa il corridore di patron Renzo Maltinti, e quindi non dovrebbe aver problemi ad aggiudicarsi il traguardo volante. Ancora sui pedali Lorenzo Bani, tranno molto il passaggio proprio davanti al ristorante Bosco Tondo. Ormai ci siamo, e transita in prima posizione Lorenzo Bani. Gran Premio della Montagna avvenuto in questo momento. In seconda posizione arriva Quintero Norena, leggero margine di vantaggio per questi 2 atleti. Il resto del gruppo è segnalato con pochi secondi di ritardo, quindi in questo momento si forma una coppia al comando, Lorenzo Bani e Quintero Norena. Questi sono i più immediati inseguitori. Vediamo, c'è stata una notevole selezione, una ventina di atleti vanno a comporre il primo gruppo inseguitore, poi ancora altri passaggi. Questo è un folto gruppo di circa una trentina di atleti che passa in questo momento al Gran Premio della Montagna. Vediamo un gruppo allungatissimo, a testimonianza della forte andatura che è stata tenuta in questo frangente. Ancora ritorniamo sulla testa della corsa quando
Siamo ormai in vista poi del passaggio d'inizio, quindi siamo in discesa. Tra non molto gli atleti entreranno nella località di Montaione, ancora al comando con il dorsale numero 126, si tratta di Quintero Norena, insieme a lui con il dorsale numero 2 Lorenzo Bani. Questi due atleti ormai in vista dell'inizio della discesa. Dietro di loro abbiamo visto la situazione, una situazione ancora particolarmente fluida, quando mancano ancora una trentina di chilometri al traguardo, questi ultimi chilometri che saranno affrontati prima in una prima parte in discesa, dopodiché il finale impegnativo che da Castelfiorentino porterà gli atleti a Gambassi Terme, dove è posto il traguardo sull'impegnativo strappo che esce proprio dal paese, proprio in prossimità delle terme di Gambassi. A chiudere il gruppo Gianluca Randazzo, in questo momento atleta del team Opla. Adesso siamo in località Montaione, faremo anche qui una situazione che cambia continuamente, perché adesso al comando troviamo un terzetto, due atleti del gruppo sportivo Maltinti. Si tratta del dorsale numero 7 Thomas Pinaglia e del dorsale numero 9 Giuseppe Di Salvo, ma vediamo adesso anche altri atleti che si riportano su di loro. Quindi abbiamo visto anche Antonino Parrinello, adesso prova Thomas Pinaglia, va al suo inseguimento Marco da Castagnoli, quindi atleta del gruppo sportivo Maltinti, poi il corridore dell'Unione Ciclistica Pistoiese Marco da Castagnoli, corridore massese che chiude in questo momento. Poi vediamo la situazione alle loro spalle, quindi una situazione davvero in continua evoluzione. Adesso siamo nel tratto che da Montaione poi porterà gli atleti fino a Castelfiorentino, quindi una lunga discesa, un lungo tratto poi pianeggiante. Prima poi dell'ultima ascesa si sono leggermente avvantaggiati Thomas Pinaglia e Marco da Castagnoli. Lasciamo adesso sfilare il gruppo che alle spalle si è un po' ricompattato. Vediamo, sono adesso una quarantina gli atleti che vanno a formare il folto gruppo all'inseguimento. Davvero una importante selezione, ma un po' al di sotto delle aspettative. Non c'è stata la selezione a cui eravamo abituati negli anni scorsi. Sono resistiti davvero tanti atleti ancora sulla testa della corsa in questa 42esima edizione del Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa, organizzato dal gruppo sportivo Maltinti Lampadari, banca di credito cooperativo di Cambiano a Gambassi Terme. Con la corsa adesso siamo arrivati al 99esimo chilometro di gara, si è formato un terzetto, vantaggio però minimo. Troviamo Giuseppe Quaglianone, poi con il 126 Quintero Norena e con il dorsale numero 78 Nicola Testi. Questi tre atleti sono sulla testa della corsa, ma il loro vantaggio è davvero minimo, quindi un terzetto, ma abbiamo visto dalle immagini in precedenza altri atleti che stanno provando a rientrare. Adesso Nicola Testi, corridore aretino, a fare l'andatura del team Opla, a fare quindi il ritmo in questo momento. Gli rileva adesso il cambio Quintero Norena, poi in terza posizione Giuseppe Quaglianone. Adesso in quarta posizione all'inseguimento vediamo Wiener Anacona, corridore della Danton Caparini Le Village, che sta cercando di chiudere sui tre atleti alla comando. Potrebbe quindi formarsi un quartetto. Wiener Anacona che dopo un periodo di riposo, lui che è stato grande protagonista nello scorso Giro d'Italia per dilettanti under 27, è ritornato ad alti livelli e lo sta dimostrando in questo 42esimo Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa. Questo è il gruppo segnalato con 15 secondi di ritardo. Vediamo adesso l'attacco del campione toscano della categoria Elite senza contratto. Si tratta di Carmelo Consolato Pantò della Gragnano Cycling Team, quindi corridore che sta provando in questo momento ad uscire, il campione regionale della categoria Elite. Lui che qui a Gambassi ha sicuramente dei tifosi particolari, in quanto il team Bicidea, che è uno dei partner della Gragnano Sporting Club, ha sede proprio qui nella valle del fiume Elsa. Allora Carmelo Pantò guadagna qualche metro di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori e si sta avvicinando al quartetto al comando, composto da Giuseppe Quaglianone, Quintero Norena, Nicola Testi e Wiener Anacona. Ancora una situazione quindi che si sta evolvendo. Questi atleti stanno cercando di evadere adesso nel tratto in pianura per cercare
poi di anticipare l'impegnativa salita che da Castel Fiorentino porterà la corsa fin sul traguardo qui a Gambassi Terme. Dopo 121 km di gara e 500 metri ancora si sta riducendo il margine tra i 4 uomini al comando quando siamo in località Case Nuove, però la situazione cambia di nuovo. In testa al gruppo abbiamo il vincitore della Firenze-Viareggio dello scorso anno, Rafael Maica, insieme a lui Antonino Parinello. Questi due atleti hanno un vantaggio di 35 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Siamo al 115esimo chilometro di gara, quindi sta per iniziare la salita verso Gambassi Terme, l'ultima ascesa di giornata, al termine della quale sarà posto proprio il traguardo in un impegnativo strappo che esce dal centro di Gambassi. Si parlano i due atleti in testa al gruppo, le formazioni sono quelle della Petroli Firenze per Rafael Maica e della Bedogni Grassi Natalini per Antonino Parinello. Ancora a fare l'andatura il corridore della Petroli Firenze, Rafael Maica si dà in questo momento il cambio ad Antonino Parinello e vi ricordo anche che Rafael Maica, mentre siamo proprio all'inizio della salita, pedala su cicli formigli. Questa è la situazione alle loro spalle, con un ritardo di 35 secondi. Troviamo proprio il campione toscano Elite Carmelo Consolato Pantò. Dietro di lui vediamo Davide Mucelli che risponde all'attacco del corridore in casacca Gragnano Sporting Club. Quindi due atleti all'inseguimento della coppia al comando quando siamo a 5 km dalla conclusione. Con 35 secondi di ritardo viaggiano questi due atleti. Ovviamente Davide Mucelli ha tutto l'interesse a non collaborare nell'inseguimento, proprio perché davanti c'è Antonino Parinello che potrebbe giocarsi con ottime chance di successo la vittoria in questo 42esimo Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa. Poi abbiamo visto anche arrivare Marco da Castagnoli, poi arriva in questo momento anche Marco Stefani, lui che fu campione toscano nel lontano 2006, vestiva allora la maglia della Finauto. Ancora altri atleti, abbiamo visto anche Formica arrivare in questo momento nei più immediati inseguitori. Quelle sono le avanguardie del plotone, o perlomeno ciò che rimane del gruppo dei 108 atleti che hanno preso il via. Infatti c'è stata una notevole selezione anche nell'ultimo tratto in pianura, proprio per i continui scatti e controscatti di tutti coloro che hanno provato ad anticipare l'impegnativa salita che in questo momento vede impegnati Rafael Maica ed Antonino Parinello. Ormai superato il cartello dei 4 km alla conclusione, Antonino Parinello a fare l'andatura, Rafael Maica in seconda posizione. Adesso va al comando il corridore della Petroli Firenze Cycling Team. Sono due atleti sicuramente di primo piano che si giocheranno verosimilmente il successo in questa 42esima edizione del Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa qui a Gambassi Terme, sotto l'organizzazione del gruppo sportivo Maltinti ed il forte appoggio di Lorenzo Socci, il factotum dell'organizzazione. Adesso i più immediati inseguitori troviamo Carmelo Consolato Pantò e Davide Mucelli con un ritardo ancora di 35 secondi. Ovviamente il carico dell'inseguimento è sulle spalle del corridore della Gragnano Sporting Club Caselli, che veste la maglia di campione regionale toscano. Ovviamente Mucelli rimane in seconda ruota per cercare di favorire l'azione del compagno di squadra Antonino Parinello. Quindi due atleti hanno un ritardo di 35 secondi quando siamo al cartello che indica 3 km alla conclusione. Quindi sembra difficile per questi due corridori rientrare sulla testa della corsa. Prova adesso ad avvicinarsi un atleta in casacca Maltinti, si tratta di Lorenzo Bani, lui che è transitato per primo al Gran Premio della Montagna. Quindi anche gli atleti cari al patron Renzo Maltinti in ottima luce quest'oggi. Lorenzo Bani proprio con la casacca del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Adesso andremo a vedere la situazione alle spalle di questi corridori. Vediamo Wiener Anacona, Marco Stefani, ma prova ad allungare, ci è sembrato di scorgere la sagoma di Riccardo Formica, poi Marco da Castagnoli, ancora altri atleti. Vediamo anche Nicola Testi del team Opla a chiudere questo drappello di inseguitori, ma davvero a questo punto questi atleti hanno un ritardo superiore ai 40 secondi e ci sembra difficile per loro un ricongiungimento. Questi atleti hanno addirittura un ritardo che adesso è segnalato
nell'ordine del minuto primo. Vediamo anche qui maglie della Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. A chiudere questo drappello invece è Gianluca Randazzo del team Opla, ma questi atleti, come vi dicevo, non hanno per il momento alcuna speranza di riuscire a rientrare sulla testa della corsa, che ormai è all'ultimo chilometro, e sono ancora i due atleti che hanno animato il finale di corsa: Rafael Maica per la Petroli Firenze Sporting Cycling Team e Antonino Parinello per la Bedogni Grassi Natalini, che in questo momento viaggia in seconda posizione. Prova ad allungare Rafael Maica, risponde immediatamente Antonino Parinello. Ormai dietro di loro non ci sono avversari in grado di rinvenire. Guadagna in questo momento qualche metro Rafael Maica, si alza sui pedali il corridore della Petroli Firenze Cycling Team, allunga decisamente in questo tratto all'ingresso del paese di Gambassi Terme. In questo momento mancano circa 700 metri alla conclusione, guadagna una ventina di metri Rafael Maica, un po' in difficoltà Antonino Parinello, e il corridore della Bedogni Grassi Natalini ha perso in questo momento una ventina di metri. Adesso la strada torna più agevole, tornerà poi a salire decisamente negli ultimi 300 metri dopo qualche curva e controcurva all'interno del centro abitato di Gambassi. Sembra in questo momento guadagnare qualcosa Antonino Parinello, adesso riduce il proprio svantaggio nei confronti di Rafael Maica. Potrebbe ricongiungersi la coppia che ha animato questo finale della 42esima edizione del Gran Premio Chianti Colline d'Elsa. Infatti Parinello in questo tratto all'interno del centro abitato di Gambassi Terme ha guadagnato nei confronti di Rafael Maica e si ricompone la coppia. Rafael Maica in prima posizione, Petroli Firenze Cycling Team in seconda ruota, Antonino Parinello una volata a due a questo punto, in quanto siamo ormai nel rettilineo finale, gli ultimi 300 metri i più impegnativi perché sono tutti in salita, una salita che sale con pendenze superiori al 8-9%, quindi sarà una volata ardua per questi due atleti. Si guardano in questo momento, parte Parinello, Maica prova a chiudere sulla sinistra Antonino Parinello, che però allunga decisamente in questo momento ultimi 100 metri per Antonino Parinello, che non sembra avere rivali, infatti va a vincere la 42esima edizione del Gran Premio Chianti Colline d'Elsa. In seconda posizione Rafael Maica, chiude in questo momento l'atleta della Petroli Firenze Cycling Team. Festa grande per Antonino Parinello e per la Bedogni Grassi Natalini, che bissa il successo dello scorso anno. Arriva in questo momento in terza posizione Carlos Quintero Norena, poi Davide Mucelli, Matteo Di Serafino, Carmelo Consolato Pantò, poi arriva anche Marco Stefani, arriva in questo momento anche Lorenzo Bani per il gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Arriva in nona posizione adesso Viner Gomez Anacona, e poi in decima posizione Marco da Castagno. Transita in questo momento sotto lo striscione di arrivo, quindi un successo prestigioso per Antonino Parinello, corridore della Bedogni Grassi Natalini, che si aggiudica il successo davanti a Rafael Maica, che lo batte in una volata a due al termine del 42esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, firmato ancora una volta dalla perfetta organizzazione del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e tutta la collaborazione degli sportivi locali. Da ricordare l'impegno del factotum dell'organizzazione Lorenzo Socci, del panificio Burresi dei fratelli Buccella, del ristorante Bosco Tondo che ha offerto il Gran Premio della Montagna, l'Albor Cornici, il salumificio Tre Torri, ed anche la collaborazione della locale Proloco con il presidente Serena Negrini. Era presente e ha dato il via a questa manifestazione anche il sindaco Federico Campatelli e l'assessore allo sport del comune di Gambassi Tiziana Costa. Andiamo al sentire le interviste realizzate dal collega Vitaliano Innocenti. Antonino Parinello, un mese fortunato, vittoria a Mastromarco, terzo alla Firenze Mare, oggi ancora vittoria qui a Gambassi, dunque grossa soddisfazione Antonino. Sì, grossa soddisfazione, un mese che mi sta girando tutto bene, non solamente a me ma a tutta la squadra. Questi più che complimenti a me vanno a tutta la squadra, una vittoria, ripeto, di squadra, a iniziare da ragazzi giovani, a Quintero, poteva vincere Quintero, poteva vincere Mucelli, a Pirrera, non li cito tutti, dico tutti, non escludo nessuno. Oggi si è corso da squadra, siamo stati guidati bene da Giano,
è una vittoria di squadra, ringrazio loro. Perché appunto quando avevi preso qualche secondo di vantaggio, che poi c'erano i tuoi compagni di squadra che poi sono rientrati al di dietro e reggevano, naturalmente per te è stata ancora più facile. Sì, è stata più facile perché c'avevo Mucelli e Quintero che controllavano dietro e quindi è stato difficile, con due corridori come sono loro li riportano sotto. Io ho avuto collaborazione con Maika, sono andata tutta fino all'arrivo e ce l'ho fatta a raggiungere il mio terzo successo stagionale. Siamo con il secondo arrivato qui a Gambassi, Rafael Maika. Allora Rafael, non c'è stato niente da fare con Parinello? Sono partito troppo tardi, ultimo chilometro, però Parinello è più veloce in volata, ha vinto lui. Senti Maika, credevi che ti riprendessero dal di dietro? No, cioè avevi 40 secondi, poi 30, tanto si tirava regolare, pensavo tanto arrivi, pensavo che vinci, però Parinello più veloce, sono partito troppo tardi e poi mi preso crampo ultimi 500 metri sul polpaccio, e vinto lui più forte. Quintero Norena, terzo classificato qui a Gambassi. Anche Parinello ti ha ringraziato, te e Mucelli, perché di dietro avete fatto un grosso lavoro. Sì, più che altro ringrazierei tutta la squadra, dal primo giovane all'ultimo più vecchio della squadra, perché veramente si è fatto un grandissimo lavoro oggi. E tutti i compagni sono stati bravissimi, si è fatta una corsa dura con la selezione sulla salita e niente, è venuta fuori una corsa dura, impegnativa, che alla fine si è potuta portare a casa e vincere con Parinello, che ora sta pedalando abbastanza bene. È un piacere per noi. Quando si vedrà Quintero Norena col mazzo di fiori? Oggi si prende un mazzo di fiori, speriamo ora nel mese di settembre fare un bel finale di stagione. Lorenzo Parenti, Banca Credito Cooperativo di Cambiano, nonché sponsor della Martinti, avete, insieme a Renzo Martinti, avete dato la regia a questa bella manifestazione e anche riuscita bene. Sì, indubbiamente è l'ennesima gara organizzata dal gruppo sportivo Maltinti nell'arco della stagione e come sempre credo sia da un punto di vista spettacolare una delle più belle corse che si organizza, perché è bastato guardare la fiumana di persone che hanno assistito all'arrivo e che sono state su tutto il percorso. Poteva essere degnamente un arrivo di una tappa di un Giro d'Italia questa qui, con un grande risultato, perché chiaramente chi vince a Gambassi è sempre un grandissimo atleta. In ogni modo anche voi altri con i vostri atleti avete fatto un'egregia gara. Sì, indubbiamente siamo stati protagonisti della corsa fino agli ultimi chilometri, siamo arrivati mi pare settimi con Bani e quegli altri subito a seguire. È indubbiamente un risultato di squadra apprezzabile. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Gambassi Terme, la signora Tiziana Costa. Dunque assessore, grande festa a Gambassi, bella manifestazione, soddisfatta? Sì, certamente. Questo è un evento, una tappa sportiva molto importante per il nostro comune, per la nostra cittadinanza. E tutti la aspettano con grande interesse, perché non è soltanto una tappa sportiva ma anche culturale e sociale, quindi speriamo di confermarsi il prossimo anno e sicuramente di migliorarsi. Vi ringrazio. Sono venute tanta gente a Gambassi, dunque hanno una soddisfazione per l'amministrazione comunale. Sì, senz'altro, come dicevo prima la mostra mercato è un appuntamento importante e sono felicissima che inizi con questa manifestazione sportiva che richiama tante persone in tutta la Toscana ma di tutta l'Italia, e quindi io sono ulteriormente contenta di vedere tutti questi giovani che si impegnano nello sport, come si impegnano sempre di più come un punto proprio di importanza. Siamo con il factotum di questa bellissima gara, Soci Lorenzo. Allora Lorenzo, ogni anno sempre più bella. Certo, ogni anno ci si migliora sempre. Speriamo sempre di accontentare tutta la gente, il pubblico che viene, gli atleti e tutti, anche voi giornalisti e tutti insieme. Si ringrazia Dio, quelli tutti hanno dato il contributo per questa riuscita della corsa, le varie aziende hanno offerto i loro prodotti e maggiormente anche tutte le donne che sono andate a fare per la cucina per farci mangiare tutti insieme in allegria. Dunque un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato. Un ringraziamento a tutti loro, alle forze dell'ordine, a tutti quelli che hanno fatto sì che la festa riuscisse e che la corsa
terminasse nel miglior modo possibile. Fabrizio Ripetti è un dirigente della Proloco di Gambassi che ha dato una mano anche per l'organizzazione, Ripetti. Certo, è un bel giorno, perché effettivamente vedere tanta gente in questo modo che è venuta qui per in occasione di questa che ormai è un classico, perché tutti gli anni per la fiera il martedì si ripresenta questa grande gara, dura gara, specialmente in una giornata come oggi con tanto caldo, però ci sono stati tanta gente, tanti ciclisti, e di quello ne siamo veramente contenti, perché ci lavoriamo tutto l'anno, però per arrivare a questi risultati ci gratifica tutto l'impegno che ci mettiamo. E poi non scordiamoci, questo è l'inizio della mostra mercato, della 43esima mostra mercato e sesto palio delle contrade, che inizia oggi e si concluderà domenica. Siamo con il sindaco di Gambassi Terme, Federico Campitelli. Allora sindaco, una bella manifestazione, un lustro per il vostro comune, avere una bella gara così. Sì, è una bellissima gara, è stata anche oggi molto seguita dagli appassionati, molto seguita anche dal pubblico, veramente siamo contenti di poter dare a tutti gli sportivi uno spettacolo di questo tipo. Poi tantissima gente qui a Gambassi, dunque anche per la vostra amministrazione comunale è un onore. Sicuramente sì, la gara ciclistica Trofeo Chianti Colline d'Elsa rappresenta da sempre l'inizio della nostra mostra mercato, che continuerà fino a domenica prossima, quando si concluderà con la sfilata dei carri allegorici allestiti dalle 4 contrade che si contendono ogni anno il palio di Gambassi. Renzo Maltinti, sponsor, direttore dell'organizzazione, un po' tutto Renzo, come dicevo anche con parenti, avete dato l'organizzazione a questa gara, tutto è riuscito bene? Ma diciamo che sono direttore, ma direttori siamo tutti, perché tutti si sono adoperati che questa gara avesse questo successo, ci siamo riusciti e siamo veramente contenti. Siamo contenti anche di tutto quello che naturalmente era di valore nella corsa, perché 117 corridori a Gambassi è un bel lotto, poi qualità ce n'era tantissima. Grande merito a Parinello, perché è stato veramente un grosso corridore. Poi quando si vede tanta gente così, Renzo, è anche soddisfazione grossa. Sì, nelle nostre 4 gare, tu sai, si comincia da Firenze-Empoli, è chiaro il pubblico, ci sono quasi sempre tante persone, ma qui si fa la differenza per il semplice motivo che essendo d'agosto la gente è in ferie, questo è un appuntamento veramente storico. Grazie al sindaco, a tutti gli amici di Gambassi, perché effettivamente con loro ormai da 25 anni organizziamo questa gara e tutti gli anni ci dà soddisfazione. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.